La Ferrari 488 GTB nasce tra evoluzione e stravolgimento. Evoluzione perché segue le orme dell'impeccabile Ferrari 458 Italia. Stravolgimento perché ne sostituisce il cuore. Nel 2010 Ferrari ha stravolto il mondo del supercar con la Ferrari 458, rendendolo quello che è oggi un mercato foltissimo, composto dai migliori brand, tutti con in gamma delle vetture a motore centrale da performance straordinarie e usabilità quotidiana. La Ferrari 488 GTB che stiamo guidando oggi è uno di questi miracoli stradali. È di fatto tutta l'auto che si possa mai desiderare, niente di più, niente di meno. Partiamo dal motore. Dal glorioso e sinfonico 4005 V8 aspirato si passa con un piccolo downsizing ad un 3.9 litri di turbo, con due turbozzi che incrementano la potenza di 100 cavalli, arrivando ad un totale di 670 cavalli. Fa ridere se penso alle vecchie auto sportive italiane, cabine troppo scarse, pedali piccoli, difficili da guidare e da tenere su strada. Queste nuove Ferrari sono ingegnerizzate così bene per far sì che ognuno la possa guidare e le possa guidare veloci. Il cambio a doppia frizione è così veloce, così rapido, così fluido, fa capire che quest'auto è stata costruita soltanto per uno scopo: correre. Lo sterzo è così rapido, diretto e preciso. Ti fa sentire subito a tuo agio con la vettura e con le tue abilità. Ti fa sentire come se potessi fare tutto. Ti fa sentire come se fossi Superman. L'anima di quest'auto grida pista in tutte le lingue del mondo, ma non è quello che faremo oggi, ragazzi. La seconda anima di quest'auto esiste ed è composta da comfort di guida, utilizzo e vivibilità day by day. Permette di fare passeggiate a regime basso e di andare a fare la spesa. L'interno avvolge il guidatore, tutti i comandi sono al volante e sembra che l'abitacolo sia rivolta interamente al guidatore, tutti i comandi sono rivolti al pilota e alla sua guida. Certe chicche, ragazzi, sono state migliorate da generazione in generazione, rendono un mix di tecnologia e meccanica un cocktail perfetto per godersi questo gioiellino al meglio. L'ultima Ferrari è la Ferrari migliore, diceva Enzo, e su questo, ragazzi, non ci sono dubbi. Salutiamo e ringraziamo Pietro Giunta per questa fantastica meraviglia su ruote e mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto!